Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Zuin e sono un ricercatore in linguistica all'Università di Udine. Oggi sono qui per parlarvi del plurilinguismo in Friuli Venezia Giulia. Come avete avuto modo infatti di conoscere ascoltando la lezione del professor Costantini, l'Italia si contraddistingue per essere un paese all'interno del quale, oltre all'italiano, sono parlate una serie di altre lingue regionali o dialetti. Questa particolarità dell'Italia si trova in misura notevole anche nella regione Friuli Venezia Giulia. Infatti, all'interno del territorio regionale, unico caso in Europa, sono parlate varietà linguistiche che appartengono a tre dei rami principali che contraddistinguono le lingue europee, vale a dire il ramo romanzo, il ramo germanico e il ramo slavo. La lingua principale del Friuli Venezia Giulia è il friulano. Si tratta dell'evoluzione, così come si è sviluppata in Friuli, del latino parlato anticamente nella regione. Il friulano è una lingua, appunto, diffusa bene o male in buona parte del territorio regionale e che può essere divisa in tre varietà principali. A sinistra del tagliamento, nella parte pianeggiante corrispondente grosso modo appunto alla provincia di Udine, abbiamo il friulano di tipo centro-orientale. È il friulano con il maggior numero di parlanti ed è quello su cui è stato costruito lo standard della lingua friulana normalmente utilizzata in ambito ufficiale. E tuttavia però ci sono altre due varietà di friulano. Alla destra della sponda del tagliamento, grosso modo nella provincia di Pordenone, è diffuso il friulano occidentale o concordiese, mentre nell'area carnica, l'area montuosa nella parte nord della regione, è diffusa un'ulteriore varietà di friulano nota come friulano carnico. E però il friulano non è l'unica lingua romanza diffusa nel territorio regionale. Come vedete dalla cartina, la parte litoranea e la parte al confine con la regione Veneto è dominata dalla presenza di un'altra varietà romanza, vale a dire appunto quella veneta. La presenza del Veneto nella regione Friuli Venezia Giulia è debitrice degli intensi scambi politici e commerciali che la regione ha sempre avuto appunto con i territori vicini del Veneto e si lega alla secolare storia appunto e ai secolari intrecci intercorsi tra il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Venezia. Le varietà venete parlate in regione possono essere differenziate e divise a seconda del momento in cui sono state portate in Friuli. Nell'area litoranea, quella di Grado e nella Bisiacaria, quindi attorno a Monfalcone, abbiamo una variante veneta molto antica, una variante veneta che viene fatta risalire addirittura all'VIII secolo d.C. Viceversa, nell'area della provincia di Pordenone e nell'area appunto isontina di Trieste e di Gorizia, il dialetto veneto lì diffuso si è sviluppato più tardi, sostituendosi al friulano a causa del forte prestigio culturale che la Repubblica di Venezia ha sempre avuto per il Friuli. Un'ulteriore famiglia linguistica diffusa in Friuli è quella delle famiglie germaniche. Le famiglie germaniche si trovano nella parte settentrionale della regione, al confine con l'Austria vera e propria, e si possono dividere in due gruppi. Da una parte abbiamo tre isole linguistiche, quella di Sappada-Ploden, Sauris-Zare e Timau-Tischelbong. In questi tre paesi, accanto al friulano carnico, come potete vedere, è parlata una varietà germanica di tipo carinziano molto antica. Questa varietà è stata portata da boscaioli e contadini di area tedesca che nel XII secolo si trasferirono nei paesi che tuttora vivono. E quindi la lingua germanica qui parlata può essere considerata come una sorta di tedesco antico rimasto immobile e cristallizzato all'epoca del XII secolo. Viceversa, invece, vedete che nell'area della Val Canale una varietà germanica molto più moderna e affine ai dialetti carinziani viene parlata insieme al friulano carnico e insieme allo sloveno. Perché? Perché la terza minoranza linguistica presente nel territorio regionale è la cosiddetta minoranza slava che si divide in una minoranza appunto di tipo sloveno che si trova principalmente nell'area del Collio e dell'Isonzo,
così come del Carso, quindi nella provincia grosso modo di Trieste e di Gorizia, ed è sostanzialmente un'area linguistica che parla uno sloveno che è molto simile allo sloveno parlato al di là del confine, quindi nell'attuale Slovenia. Viceversa, nella Valle del Torre e nella Valle del Natisone troviamo una variante slava estremamente arcaica, la cui origine, la cui identificazione non è chiara. Alcuni reputano sia una forma antica di sloveno, altri richiamano ulteriori famiglie slave e ulteriori tradizioni linguistiche slave per spiegarne l'origine. Vedete quindi che la situazione regionale è una situazione per cui non solo ogni località, oltre all'italiano, parla una minoranza linguistica specifica, ma vi sono anche località in cui più lingue di minoranza si trovano a convivere. Un esempio che abbiamo portato è quello della Val Canale. Un altro esempio significativo però è rappresentato dalla città di Udine. La città di Udine, appunto, fino al 1420 era solidamente e totalmente friulanofona. Con l'invasione però e la conquista del Friuli, di buona parte del Friuli, da parte di Venezia nel 1420, è iniziato un lento processo che ha fatto sì che la borghesia udinese, quindi la popolazione che viveva all'interno delle mura, i più benestanti, abbiano abbandonato il friulano in favore del veneziano, iniziando a parlare questa sorta di dialetto veneto-udinese che era effettivamente la lingua dei signori nell'epoca del Medioevo, dei conquistatori veneziani. Questa lingua appunto si è conservata tutt'oggi, tanto che a Udine appunto accanto a una parte considerevole della popolazione che parla come lingua di minoranza il friulano, vi è anche una parte sempre più esigua, ahimè, che accanto all'italiano ed eventualmente accanto al friulano è in grado anche di parlare la varietà di veneto udinese. Quindi vedete, per concludere, come la regione Friuli-Venezia Giulia sia una regione non solo ricchissima dal punto di vista culturale, patrimoniale e architettonico, ma rappresenti un unicum anche per il numero estremamente alto di lingue minoritarie che vi si trovano. Grazie.